Cooperative, un modo di fare impresa che in Veneto, nella stagione della crisi, è cresciuto. Basti pensare ai lavoratori che hanno rilevato le loro aziende sull'orlo del fallimento e le hanno rilanciate. Siamo la regione che più ha fatto grazie proprio a Legacoop. 7 aziende in crisi, industriali, dalla vetreria a quella di confezioni per il tessile a una fonderia. I lavoratori da dipendenti hanno messo tutto il loro TFR, tutto quello che avevano e sono diventati soci cooperatori, ovvero imprenditori. E sono tutte aziende che stanno andando bene. All'11° congresso regionale di Legacoop Veneto i numeri parlano di 374 cooperative e di quasi 410.000 soci. 200 i delegati arrivati oggi a Vicenza per fare il punto della situazione e rieleggere presidente Adriano Rizzi. Certamente la cooperazione opera in tutti i settori, quindi certamente diversamente da altre associazioni di categoria non è settoriale assolutamente, è un modo di essere, un modo di fare impresa. Tra le attività che vedono le cooperative protagoniste c'è anche l'accoglienza dei migranti, a cui il governo ha chiuso i rubinetti. Siamo per un'accoglienza dei piccoli numeri diffusa nel territorio che nel territorio deve integrarsi. Oggi però la cooperazione è attiva in molti settori. In Veneto il manifatturiero resta uno dei più importanti, ma il futuro è nei servizi innovativi. Servizi innovativi che grazie alle nuove tecnologie andranno in qualche modo a sostituire dei lavori tradizionali.